Suona la campana della parrocchiale di Pezzan, quasi a richiamare l'attenzione degli abitanti per l'offesa alla chiesetta di Villa Maria. Perché non si può che definire offesa il rubare maldestro dei tubi delle grondaie solo perché fatti di rame. Eppure accade anche questo in un tempo dove non c'è più rispetto per nulla, nemmeno per un'inerme chiesetta di campagna, che la benevolenza di un parrocchiano era restaurato. Non è preziosissima, né un caso unico nell'architettura veneta, ma è la chiesetta di Villa Maria, che poi sono quegli edifici e soprattutto quel parco, da sempre nella storia e nel cuore delle famiglie che vivono su questa fetta di terra tra il fiume Melma e il Nerbon. Ecco perché questi 4 tubi di rame strappati hanno fatto più male di tanti altri furti dentro e fuori la storica villa, e perché in tanti, indignati, si sono rivolti alla neosindaca Federica Ortolan perché questo fatto non si ripeta più. E lei, seppur a malincuore, ha deciso di rimettere sì le tubazioni, ma in finto rame, così si spera, almeno non verranno più rubate. È vero, ammette, la scelta suona un po' da sconfitta nei confronti di questa gente che non ha rispetto per nulla, nemmeno per una chiesetta, la sua storia e soprattutto la fede che rappresenta. Metteremo anche nuove telecamere in tutta la zona, ha concluso la prima cittadina, anche se non c'è tecnologia che risolve in certa gente la mancanza di coscienza. Che poi è un po' quello che pensa tutta la gente, in particolare i più anziani, che in quell'oratorio da bambini andavano a pregare e a portare i fiori alla Madonna. Loro, per l'esperienza degli anni vissuti, più che agli occhi elettronici si affidano a quello di lassù, perché guardi un po' severamente chi ha rubato nella chiesetta e far nascere in loro, magari al suono di una campana, se non proprio il bisogno di restituire il maltolto, almeno la consapevolezza e il pentimento per quello che hanno fatto.